Scatman's World. Ciao a tutti dal Comendone veneziano. Raga, sono incazzato nero dopo quello che è successo l'altro giorno al Sachsenring. Qua partiamo ultimi chiaramente. Ho perso un'occasione d'oro di più. La tensione all'ultima curva, brutto scherzo. Ciao. Cerchiamo di finire la stagione in maniera dignitosa, ma un'occasione così non mi ricapiterà più, di podio, addirittura di vittoria. Vabbè. Il Comenda no incattivito, de più. Dai Marchetto, dimostra al mondo che sei un fenomeno. Mamma mia che male che l'ho presa sta curva. Siamo a Brno. Che nervi ragazzi, ce l'ho ancora in testa quella gara di merda. Meritavo di brutto? No, cagatona. No, sta gara proprio. Se arrivo 15esimo sono contento. Madonna. Che campionato di merda. No, penso che tornerò in 250. Se più non ho moto buone in MotoGP, ma non penso. Perché voglio dimostrare che sono molto più forte in questa posizione. Che eccesso di mondiale, mamma mia. La mia moto va malissimo nei circuiti con tante curve strette, cioè. Dai che arriva un punto forse, e vai. Mamma mia che tristezza. Caglio in testa intanto. Cerchiamo di arrivare almeno decimi. Quattordicesimi, evviva! Dai che siamo in rimonta, dai! No! Sì, ma sta moto è impossibile, non posso fare un cazzo, va a 2 all'ora! E rischia la sculata, ma dai! Ma basta! Cazzo dai! Madonna che nervoso che ho! Nervoso comendiano. Dai comendone, dai che siamo forti lo stesso. Che caduta ragazzi di Yahoahama. Dai, cosa fa questo? Bravo Comendone. Simoncelli in quinto, Ah no, è caduto l'altro, allora questo era quello davanti di me, era il gap. Il gap. Dai, possiamo fare una gara dignitosa almeno.
Siamo al final lap. Mamma mia che rischio. Ma perché ho fatto quella cagata al Sachsenring? Erano 25 punti incredibili. Che coglionazzo. Dai comandone, dai cazzolina. Vai, sti qua, cosa fanno? Buono. Comunque in 3 giri è dura, infatti nel MotoGP 13 vediamo un po' come fare, ma non potrò fare 3 giri, perché se no. Nel sesto posto va bene. Ma vaffanculen. Ma guarda che roba, ma basta. Vale, perdo posizioni ancora. Ma dai, ma vaffa. No ragazzi, commenda veramente polemico, non è possibile. Ottavi, madonna che schifo, che cesso. Ora, MotoGP Class, beh dai. Oh no, quasi quasi va di MotoGP e me ne sbatto le balle. Andare col San Carlo Honda Gresini. Vabbè, vediamo insomma. Vai raga, ancora 24esimi e vai, siamo a San Marino. Gran premio di casa. Mamma mia che partenza. Sono proprio indeciso se rimanere in 2.50 o andare in MotoGP. E vaffanculo, Dio santo. Andate a fare in culo. Ma dai, ma che due maroni però. La gara di The Sachsenring mi ha proprio distrutto. Mi ha proprio distrutto. Era vinta, ormai meritavo, no, la sfiga di sbagliare quella curva di merda. Delusione per il comandone veneziano con questa moto indonesiana meravigliosa. Non è riuscito a fare il miracolo, non riesce a portare a casa un podio, una vittoria. Era molto vicino. Cerchiamo di salvare l'onore almeno, dai, perché arrivare proprio ultimi no, dai. Povero comandone, Dio. Dai che vogliamo la remontata. Come un patto si butta in mezzo il comandone. Sta moto non ha niente di positivo. Ripresa, accelerazione, velocità massima, frenino che è una merda. Non è una moto di merda ragazzi. Vi prego non stemetevi mai sta moto. Secondo me la KTM 125 250 va meglio di sto catorcio obeso.
Dai, però non è possibile che appena tocco un attimo l'erba si ferma, non è reale, dai. Dai, questo prendiamola più in pieno possibile. Dai che siamo in ripresa. Madonna, basta! Basta! Mongoli che non siete altro! Come cazzo guidate? Un Kumenda nervosissimo, incazzato. È ancora indeciso sul suo futuro. Se andare in 250 o in 500 MotoGP, insomma. Quando c'è una caduta, qualcosa. Ma per come si è messa la gara va bene anche un 11° posto. Dai Marchetto. Rimonta inaspettata, va bene anche il nono posto, dai. Ragazzi, mi dispiace, non pensavo proprio a un mondiale così duro. Anche perché ero convinto di aver preso la moto più forte di quella a disposizione, quindi fai te. Solo il Kumenda può fare questi fail. Dai. Niente, non riesco proprio. In accelerazione sta moto è qualcosa di indescrivibile. C'è un camion. Dai, rischiamola e vaffanculo. Grande. No, peccato. Certo che ti speronano sempre. Mamma. Ciao amore, ciao. E siamo sesti. No, e si ferma su. Per un attimo si ferma. Ciao amore, dai che arriviamo forse sesti. Dai che va bene. No. Vaffanculo, va. Settimi, va bene, dai. Inaspettato questo 7° posto. E siamo settimi anche in classifica, recuperiamo una posizione e vaffanculo. Terza pole position stagionale e mangiatemi il ciao. Sì, cazzo, sì! Come godo, madonna, 3 pole ho fatto con sta moto di merda, dai. E qua vado a vincere, me ne frega un cazzo. Non posso sbagliare 2 volte. Almeno il podio è sicuro. E che cazzo, dai. Mi sono rotti i maroni di stare dietro. E se faccio una vittoria vado in MotoGP subito, me ne frego. Dai Kumendone. Indianapolis deve essere nostra. Cosa mi sono mangiato al Sachsenring? Però ce l'ho ancora qua, ragazzi, scusate, ma è inaccettabile. Adesso devo concentrarmi di brutto però, ragazzi, Dai, l'orgoglio del campione. Dai Kumendone. Adesso il Kumendone sta proprio in silenzio, ragazzi, perché se fallisco ancora veramente mi ritiro da MotoGP. E bravo Marchetto, dai, calma. Non posso sbagliare 2 volte.
Pressione altissima. Occhio, madonna del signore. Abbiamo un buon vantaggio, eh. Un secondo e 7. No, no, no. Sono troppo teso. Bautista è caduto. Final lap, ragazzi. Final lap. Ho un buon vantaggio, porca miseria. Gran calma. Mamma mia ragazzi, pochi metri separano il Commendone dal primo successo in 2.50 al primo podio. Calma, 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 calma. Fantasmi del Sachsenring adesso. Dai Marchetto. Dai Marchetto. Dai Marchetto. 1,8 di vantaggio sul Sitch. Portiamola a casa Marchetto. Portiamola a casa. Portiamola a casa. No! 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 Madonna del Signore. Dai, dai, e Marco c'è, il Commendone ce la fa dopo 203 gare in 2,50, cazzo, vittoria, 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 siamo i re di Indianapolis, sì cazzo, e ce l'ho fatta, porca miseria, e grande Marchetto. E siamo settimi in classifica, ma recuperiamo tanti e tanti punti. E porca miseria, grande Marchetto. E ancora. Brutte qualifiche a Motegi. Circuito che mi sta leggermente sul cazzo. Vai. Però è arrivata la vittoria, è arrivato il podio. Io sono tranquillo. Si va in MotoGP, ragazzi. Ma cosa... che cagata, madonna. Sono più tranquillo però adesso, affambrodo. Madonnina. No, il circuito proprio non mi piace. Però ho notato che a me i circuiti in Oriente mi fanno un po' da cagare, anche in Formula 1, a parte Suzuka e Malesia, mi piace, però insomma India, Cina, Corea, Madonna, no, questa è proprio una gara orrenda per il Commendone. Mamma mia. Brutta gara. Anche perché adesso è aumentato tanto la velocità massima e l'accelerazione, pochi freni e quindi ho problemi.
La velocità non è niente senza il controllo. Tanto una caduta. Che contento che sono, ragazzi. Che bella vittoria Indianapolis. Dai, madonna. Oh, però, cazzo, in velocità dovrei essere un attimino più veloce adesso. E l'accelerazione è ancora un problema. Proprio impiantata, impiantata. Dai, anche un 13esimo vabbè, insomma. Sta gara proprio non mi trovo. Mamma mia. Dai, comandone, dai. Madonna, che paura che ho preso. Madonna. Vaffanculo, ma dai. Ma no, mi ha distratto quel recchionazzone là. Ma no, ma no. Dopo la bella vittoria. Guarda, ho cambiato visuale. Ma no, non vado neanche a punti. Oh. Ok. Ma dai, ma no, ho preso una scaga, ragazzi. Mi vedo questo cadere così. Dopo la bella vittoria, gara disastrosa, ma no. Che palle. E noi tagliamo. Dai, almeno un punticino. Dai, muovite. Ah. Madonna. Dai, rimontadissima alla fine. Grande, 11esimo forse. Grande Marchetto. Vince Kallio. Beh sì, ormai ha vinto il mondiale, mancano 3 gare. Noi siamo settimi, va bene. Possiamo arrivare anche sesti secondo me. Accelerazione. Dopo sistemiamo anche le altre cose, che ormai sono finite le gare. Buon raga, allora mancano 3 gare. Siamo messi insomma in campionato non benissimo, però siamo riusciti a vincere. Allora, prossima in MotoGP vado con la San Carlo Honda Gresini, penso, perché è moto italiana, mi pare anche c'è sponsor italiano, mi pare che anche il sì c'era sulla Gresini, mi pare. Quindi insomma, ecco ragazzi, è buona come moto, va bene, o è un'altra merda? Ecco raga,
Quindi San Carlo, Honda Gresini, prossima moto, deciso. Anche se mai riesco a scaricare la Suzuki non mi interessa, vado sulla San Carlo Junior, le patatine. Buon raga, un saluto dal comandone veneziano, 3 gare, Australia, Malaysia e Valencia. Ciao raga, ciao raga, ciao raga. Ciao!